dello Spirito Santo. Amen. Una cattedrale completa in ogni ordine di posto ha voluto rendere omaggio a Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato alla sua messa di commiato. Tra i banchi presenti autorità civili, militari e religiose, rappresentate tutte le 374 parrocchie con rispettivi parroci e diaconi. Dopo 14 anni di operato apostolico come capo della Chiesa friulana, tornerà nella sua Treviso appena prenderà servizio il suo successore, Monsignor Riccardo Lamba. Fino ad allora manterrà il ruolo di amministratore apostolico dell'arcidiocesi. Nella sua preghiera rivolta ai fedeli, Sua Eccellenza ha ricordato la difficile situazione in Terra Santa. Ci sono segnali, da quel poco che ho visto io, molto inquietanti. Mi auguro che ci sia un'azione internazionale, come ha detto Papa Francesco, con un momento di saggezza al di là di questi contenziosi, perché non ci sia un'espansione del conflitto. Ha espresso il desiderio di essere sepolto in cattedrale come i suoi predecessori. Tra i temi trattati nell'omelia il rammarico della mancata approvazione del mensale in friulano, anche se uno spiraglio resta ancora aperto. Infine il saluto ai fedeli. E mandi ad Uciui, dal non dal Signor.